Un bilancio coerente, sobrio e soprattutto tax free vede il Veneto capace di non tassare i propri cittadini e di continuare a erogare servizi in un'eccellenza che la vede tra le prime regioni d'Italia in termini di servizi erogati ai propri cittadini. Come aveva promesso il presidente Luca Zaia, per il bilancio di previsione 2020-2022 non sono previste tasse per 1.219 milioni fra mancata applicazione dell'IRPEF e rinuncia all'imposizione del ticket regionale. Ammonta invece a 50 milioni di euro il bilancio del Consiglio regionale del Veneto per il prossimo anno, un budget che rimane invariato per il triennio 2021-2023 rispetto all'anno scorso. Un bilancio che continua, come dicevo, a garantire servizi, ha la capacità di finanziare 65 milioni per la coprogettazione, i finanziamenti comunitari e quindi continuare a creare quel livello moltiplicatore che ad esempio nel 2021 a fronte di 65 milioni vedrà il Veneto portare a casa più di 250 milioni dall'Europa. Scuola, rischio idrogeologico, ambiente e sport sono gli obiettivi prefissati nel bilancio della Regione. Continuiamo a investire sulle scuole paritarie con 21 milioni di euro, 29 milioni per quanto riguarda la formazione, 60 milioni per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, alcuni ulteriori investimenti nel rischio idrogeologico e quindi in lavori di manutenzione sia nelle strade sia nell'assetto di un nostro territorio che, come viviamo tutti i giorni, è colpito anche da frane e da continue alluvioni. Attenzione all'ambiente con soldi dedicati anche alla sistemazione di alcune discariche del nostro territorio, insomma credo un bilancio contemporaneo che tiene conto delle risorse che abbiamo a disposizione ma che permette al Veneto di vedere anche la forza di finanziare un grande evento come sarà il Mondiale 2021 di sci.